La legna è calata, ragazzi. Guardate che roba. Però bisogna fare fuoco. Nella vita bisogna fare anche fuoco. Fatto. Adesso vado via perché è tardi. E so che i colori di questa della Insta360 sono un po' più scuri. Non è come l'iPhone. Però devo capire un attimo la qualità, se è un pelino migliore, soprattutto in queste condizioni di luce. Vorrei implementare video fatti con la Insta360 nei vlog normali, insomma. Continuare a vloggare col telefono perché mi è molto più comodo, però usare anche questa. Basta, vado. Adesso mi porto dietro anche il computer, che su del mio c'è la fibra, e carico dei video. Sì, devo farlo. Sabato sera, questo pomeriggio ho fatto sistemazione in casa, ma più che altro ho scongelato il congelatore, quello verticale, che ero da tantissimo che dovevo fare per lavoro. Finalmente l'ho fatto, ma come ogni sabato io non riesco a star ferma e faccio una miriade di cose, anche se oggi ne ho fatte di meno del previsto. E ho recuperato i rami per fare la decorazione fuori dal portone, però c'è Bue Grasso, io non ve l'ho mai fatto vedere, c'è Bue Grasso che dorme sulla botte, lì dove, nell'angolo dove tengo i fiori di solito, dorme lì in alto sulla terra, non fa i bisognini, non fa niente, lui dorme là sulla terra, gli piace tantissimo, l'ha presa come una cuccia, poi è lassù in alto e cioè, riesce a guardare tutto, non è giù basso che non vede se arriva qualcuno, là vede tutto e niente, quindi però adesso metterò i rami come l'anno scorso, già sono in ritardo a metterli e mi sa che lo farò proprio adesso. Potrei asciugare il congelatore e andare fuori a mettere i rami. Bene, basta, questo è il mio sabato 28 ottobre. Vado a fare ancora qualcosina e sono stanca morta, ma vado a fare ancora qualcosa. Piccolo test con questa Insta360. Secondo me non è una telecamera adatta a tutti gli usi, cioè è da avere se si vuole fare dei filmati un po' più particolari, però in realtà non è il massimo, costa tanto per la poca qualità che ha, non mi convince pienamente. Il problema è che l'acquisto l'ho fatto e quindi devo trovare il modo di utilizzarla al meglio. Sto andando verso casa. Allora, non so cosa dirvi, nel senso che intanto ho sbagliato a fare il come si dice, la registrazione, perché dovevo fare il time lapse, invece ho fatto una registrazione normale, quindi ho sbagliato. Va bene. Ok. E poi non so cosa dirvi, nel senso che secondo me la qualità non è delle migliori. Ho visto anche montando i video, i vlog precedenti, assolutamente, soprattutto in condizioni di luce scarsa è pessima, quindi io non so se ho fatto un buon acquisto. Sicuramente per la versatilità sì, è un buon acquisto, ma non per il resto, perché boh, per il resto secondo me no. Boh. Non lo so. Sono riuscita ad attaccarla sul vetro alla fine, però diciamo che il silicone adesivo che c'è sull'affaretto apposta non è che
si attacchi a tutte le superfici come dicono. Quindi ad esempio sul cruscotto non sta attaccato, sul vetro sì, è una superficie molto liscia e quindi ci sta. Comunque dai, sono arrivata a casa e boh, mi ero comprata anche la custodia per tenere tutti gli accessori. Oh, ho partito l'adesivo. A parte la qualità bassa, perché le immagini non sono in 4K, io sono abituata a usare il 4K, però sì, devo imparare ancora ad utilizzarla, quindi. E gli alberi sono tutti arancioni adesso, arancioni e gialli. Vado a farla mangiare perché ho fame. Domenica mattina, congelatore rimesso in moto, si sta raffreddando di nuovo, si vede, adesso è tutto bello pulito, cioè per farvi rendere conto, qui c'era uno strato di ghiaccio più o meno così, cioè questo cassetto non si apriva più, c'era anche qua sotto tutto uno strato di ghiaccio alto, dietro in fondo era tipo così, c'era tantissimo ghiaccio, tutte le serpentine erano ricoperte da circa 3-4 cm di ghiaccio, quindi capite bene che era ora di... non si apriva neanche più questo cassetto. Vabbè, adesso è tutto in ordine. Mami, quello non è il posto del tappeto. Pepe, ma... sì, però questo non è il posto del tappeto. Io so che adori questo tappeto per giocarci, però anche a Panna piaceva tanto. Questo, così. Guarda, guarda tunnel. Aia, guarda, Mato, guarda tunnel. Mommy, guarda tunnel. Pepe. Sì, guarda le potenze di Pepe. Guarda che potenze. Guarda qua, c'è un'altra duna. Guarda che ce n'è un'altra di fianco a te. Guarda. Non guardare così il mio Pippi. Ciao. Era buona la pappa. È buona quella pappa. Sì, era buonissima. Pepe, c'è il naso sporco di pappa, guarda, tutto umidiccio di pappina. Dai che vado a mangiare anch'io. Dai. Pepe. No, non farlo, Pepe. No, lascia stare Pippi. Tutto agitato. Oh, c'è una new entry, ragazzi. Stendino gigante. Pagato pochissimo. E sì, quanto durerà? Ma non lo so. Il problema è che mi ingombra abbastanza. Devo trovare un posto dove tenerlo. E solo qui, che è la stanza meno usata d'inverno, terrò qui. Comunque devo testarlo, quindi devo fare una lavatrice. Cioè, devo farla sicuramente perché è tutto pieno, cesto, però la voglio fare anche per poi testare questo stendino. Vabbè, che avevo anche sbagliato a montarlo, ma questa è un'altra cosa. Vado a mangiare. Questa sera ho fatto questo tortino sformato, non so, ho dovuto mettere il flash perché c'è buio in questa stanza, con ricotta, spinaci e tonno. Devo dirvi che è buono, anche giusto di sale, strano perché io sbaglio sempre, però è buono. Adesso mangio. Stasera a cena sono da sola perché Franz è con i suoi, che ha portato suo papà in cimitero, perché oggi è il 1° novembre. E poi insieme a altri parenti sono andati a mangiare la pizza e quindi io sono qua. E pomeriggio ne ho approfittato a fare diverse cose qua in casa. E il nuovo stendino
è ottimo. A parte che è più alto di me, è ok, però la roba si asciuga meglio perché è più alto e la roba sta un po' più larga. Va bene, comunque dai. Lì ci sono le ciabatte che in teoria sono asciutte e Pippi invece è lì. E fuori all'entrata c'è Bue Grasso sul tappeto che si riposa. Pepe, lui secondo me vede la luce del telefono. Ah, vede le ombre. Sì, sì. Sì, sì, non ho un gatto tanto normale. Vabbè, io continuo a mangiare, va? Ho anche cambiato i fiorellini lassù, là e là. Ho messo quelli autunnali perché altrimenti mangio. A parte che è bollente, fuma ancora e si vede. Quindi sto aspettando un attimo perché è veramente caldo. Però ho fame. Va bene, dai, aspetto che si raffreddi un secondo. Vediamo. Il mio bue. Ciao, bellissimo. Ciao, mio bue. Si sta bene sul tappeto. C'hai anche la cuccia, perché non vai nella cuccia? Stai sul tappeto, bue. Vabbè. Che carino che sei. Mi sarei dovuta fare anche una doccia. Poi in realtà mi sono persa via col telefono a ciaciare, a guardare cose. E quindi la doccia, niente, non sono ancora andata a farla. È che devo farla perché ho cambiato lenzuola e quindi ci sta una bella doccia, cambio pigiama. Però niente, mi sono persa col telefono come al solito. E quindi non sono andata a lavarmi e devo ancora mangiare. E sono le 8. E le 8 passate. Va bene, dai. Questo 1° di novembre è passato. Oggi al lavoro sono stata molto produttiva perché io e Franz abbiamo lavorato anche oggi. E anche se, cioè, a sapere che sarebbe stato così, avremmo fatto richiesta per stare a casa, sinceramente, e tenere chiuso. Però, va bene, abbiamo lavorato. Mi è andata bene a me perché io sono riuscita a fare tutte le cose di fine mese, fine inizio mese, che sono tante, perché questa volta non mi ero portata avanti mano a mano durante il mese. Io ogni mese devo fare delle statistiche, dei conti, insomma, vabbè. E questa volta non mi ero portata avanti e infatti mi sono trovata male, ma male perché dovevo fare ancora tutto. Però alla fine mi è andata bene la giornata di oggi perché appunto sono riuscita a fare tanto. Perché non c'era nessuno, c'eravamo solo io e Franz, ma c'ero solo io praticamente lì in ufficio, Franz era per conto suo e quindi sono andata molto bene a fare quello che dovevo fare. Domani penso continuerò a fare qualcosa, dipende. Se mi arrivano i documenti, i dati che ho chiesto, insomma, vabbè, devo aspettare in sostanza. Però mi sono tirata alla pari, ecco, perché ero rimasta tanto indietro. E niente, quindi sono stata produttiva oggi. Qua a casa anche sono stata produttiva. Una giornata di festa produttiva. Ottimo. Fuori fa freddo, stamattina era freschetto, era sotto zero. Credo sia ufficialmente arrivato l'autunno. Il bosco ha dei colori stupendi adesso, in questi giorni. C'è proprio gli alberi rossi, arancioni, si vedono proprio tutti i colori ben distinti e è molto bello adesso. Pomeriggio sarei voluta andare a far volare il drone, però insomma, non sono riuscita perché dovevo far fuoco e quindi niente, pazienza.